Capita che quando si affrontano temi di cronaca particolarmente cruenti, dove spesso non ci sono delle spiegazioni a quello che è avvenuto, si cerchi una morale, una qualche soluzione che possa alleviare in qualche modo ciò che è stato letto. Ed è il caso quando si trovano sulle pagine dei giornali le storie degli ennesimi femminicidi che accadono purtroppo ovunque, non sono un fenomeno che si possa circoscrivere semplicemente in un solo territorio, soltanto in una determinata fascia d'età e una determinata classe sociale. Sarebbe molto più semplice riuscire a caratterizzare questi comportamenti soltanto in determinati contesti, ma purtroppo quando qualcosa è insito all'interno della propria società non ci sono banalizzazioni che possono reggere quando si parla di crimini di questo tipo. Andiamo però sulla cronaca, appunto. Pagina 7 sull'Unione Sarda, l'articolo a firma di Francesco Pinna che racconta della scomparsa di Francesca De Ida, una donna di 42 anni che improvvisamente da maggio ha fatto perdere le sue tracce. Questa è almeno la versione che era stata raccontata dai familiari degli inquirenti, che avevano presentato una denuncia di scomparsa dopo che la donna appunto si era allontanata dall'abitazione in cui viveva insieme al marito Igor Sollai e si era licenziata dal lavoro in delle modalità però abbastanza strane. Infatti il licenziamento era avvenuto tramite modalità telematica e nessuno era più riuscito a sentire la sua voce una volta dopo l'allontanamento. La somma di una serie di dettagli, poi racconta anche Luciano Onnis sulla Nuova Sardegna a pagina 2, ha fatto pensare alle colleghe di lavoro ma anche ai familiari che semplicemente non si fosse trattato di un allontanamento, ma che ci si trovasse di nuovo appunto a un omicidio, un femminicidio in particolare, dove il primo indagato è appunto il marito Igor Sollai, 43 anni, che ieri è stato arrestato con l'accusa di occultamento di cadavere e di omicidio volontario. Nel corso delle indagini dei carabinieri, racconta Pinna, i militari hanno anche effettuato accertamenti tecnici, riscontrando che il telefono della donna si sarebbe acceso e spento pressoché in concomitanza con gli spostamenti di Igor Sollai, che, questa è l'accusa della procura, avrebbe risposto al telefono della moglie tenendo ancora i contatti con familiari e colleghe per far sì che la sparizione passasse totalmente inosservato, cosa che ovviamente non era possibile. E infatti è arrivato all'arresto poiché c'era un concreto rischio che l'indagato lasciasse l'isola, e adesso inizieranno anche le ricerche per trovare il cadavere probabilmente di Francesca De Ida, che secondo le indicazioni e i timori dei familiari potrebbe essere stato occultato in una zona boschiva e di montagna che la coppia era solita frequentare per allenarsi. Se siete interessati a maggiori dettagli sulla vicenda, trovate gli articoli a firma di Maurizio Pilloni e Francesco Piras sull'Unione Sarda a pagina 7 e l'apertura della Nuova Sardegna a pagina 2 e pagina 3 gli articoli, come detto, di Luciano Onnis, da cui vi ho letto alcune delle informazioni, e l'articolo a pagina 3 a firma di Ilenia Mura. Come detto, non aggiungerò altri particolari a quanto vi ho appena detto, perché purtroppo non ci sono moventi, non ci sono spiegazioni se non quelle appunto che servono a definire il quadro giudiziario di questa vicenda, nel caso in cui l'ipotesi da parte degli inquirenti sia confermata, ossia che ancora una volta una donna è stata uccisa per motivazioni che non hanno minimamente senso, e che ancora una volta ci si ritroverà ad interrogarci su come sia possibile che un fatto del genere sia accaduto, dicendo che ovviamente è un problema isolato, è un problema di chi ha compiuto questo omicidio, non interrogandosi che forse c'è un problema che è molto più grande di tutti noi, che prima o poi dovremmo iniziare ad affrontare, anche se questo era già stato detto. Io sono Alessandro Manno e oggi vi do il quadro d'insieme di martedì 9 luglio. Buongiorno a tutti e tutte voi all'ascolto, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Quadro d'Insieme, la rassegna stampa che ogni giorno legge insieme a voi i principali quotidiani della Sardegna e vi racconta le notizie che riguardano l'isola. Un buongiorno anche a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Calaritana che ci possono ascoltare sia in FM che sul sito in streaming di Radio Calaritana. E le prime pagine dei giornali trattano anche di tutti i vari temi che abbiamo affrontato nel corso di questa settimana.
Uno su tutti sicuramente i trasporti, come racconta Salvatore Santoni in pagina 6 sulla Nuova Sardegna, perché oltre alle discussioni sulla proprietà degli aeroporti dell'isola con il rischio di monopolio da parte del fondo F2I, si parla anche di normale amministrazione, se così possiamo dire, per quanto riguarda i voli aerei, perché in un momento in cui non si riesce a chiudere i bandi di continuità territoriali sull'aeroporto di Alghero, la proposta del CEO di Ryanair e di Wilson di abbattere le tasse aeroportuali per riuscire a portare 2 milioni di passeggeri in più in Sardegna sembra quasi una scialuppa di salvataggio per le persone che vogliono raggiungere l'isola. Ovviamente l'eliminazione di queste tasse è molto difficile, l'ha fatto la Calabria, da dove appunto ha parlato Wilson, tenendo però conto che, come racconta Santoni, la Calabria non ha abolito proprio nulla, ma semplicemente grazie al decreto coesione si è garantita la possibilità di compensare dei conti regionali l'equivalente degli incassi che avrebbe ottenuto attraverso la tassa aeroportuale. Una soluzione che l'assessora ai trasporti Barbara Manca ha detto che verrà presa in considerazione, e capire anche come la Sardegna riuscirà a svincolarsi appunto da questo limite. Tuttavia, ecco, non si può sempre pensare al fatto che la compagnia privata possa trovare delle soluzioni a un problema che dovrebbe essere raggiunto in via ovviamente pubblica, tenendo conto che i bandi di continuità territoriale dovrebbero permettere alle persone di volare dalla Sardegna non soltanto durante i periodi estivi, quindi durante i periodi fondamentalmente in cui è più comodo per le compagnie aeree avere più voli perché si trasportano molte più persone, ma anche nei mesi dove non c'è nessun profitto a spostarsi se non appunto quello di far rispettare un diritto, quello alla mobilità delle persone che vivono nella regione. E i biglietti in Sardegna sono sempre più cari, fino a 384 euro senza extra. Questo è quanto detto dalla Diconsum in un articolo appunto che viene riportato sulla Nuova Sardegna e che non fa altro che certificare quel ciclico aumento dei prezzi che avviene sempre nei momenti di picco, le vacanze di Natale, le vacanze pasquali o le vacanze estive che siano. Quando i turisti si muovono, i prezzi inevitabilmente si alzino, rendendo la Sardegna una meta esclusiva anche per chi semplicemente deve rientrare a casa per motivi di lavoro, di salute o semplicemente per tornare a trovare i propri cari, ma non può volare in quelle rotte, poche, soltanto 2, di continuità territoriale. E da parte della regione arriva l'approvazione di un piano da 10 milioni contro la siccità. La legge sarà votata entro luglio, racconta così la Nuova Sardegna, pagina 9, e verranno inseriti in bilancio i fondi necessari per provare ad alleviare i disagi dovuti appunto alla siccità e alla crisi idrica. Le aziende poi potranno segnalare all'AORE, l'Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale, in modo da fare una prima stima dei danni causati dalla siccità, impossibili da contestualizzare come un unico evento e che invece mutano con il passare del tempo e rischiano di aggravarsi di mese in mese. La regione inoltre creerà la possibilità di segnalare questi disagi in più finestre nel corso dei mesi, mentre invece è già attiva la possibilità di attivare voucher per l'acquisto di foraggi e sementi da parte delle aziende, che potranno in questo modo continuare a lavorare nonostante il contesto emergenziale. E molto spesso quando si parla di industria in Sardegna si parla anche di quanto è stato lasciato dagli investimenti sempre nello stesso settore nel corso degli anni, ed è quanto viene raccontato a pagina 4 sulla Nuova Sardegna nell'articolo a firma di Gianni Bazzoni, con l'ex cementificio del NOE che si trova a Scala di Gioca alle porte di Sassari, che è stato messo sotto sequestro dai carabinieri a causa dello stato pericolante della struttura. Infatti erano presenti vasconi colmi d'acqua, pozzi senza protezione, rifiuti inquinanti in un'area che doveva essere rilanciata con nuove e numerose opere di bonifica che dovevano rilanciare il territorio, ma invece quello che rimane è un insieme di cemento e di tubi arrugginiti che nulla hanno a che vedere con le promesse di un futuro sviluppo che sì, c'è stato per un breve periodo di tempo, ma che dietro di sé ha lasciato letteralmente soltanto le macerie. E andiamo brevemente anche a parlare di politica. Andiamo in cronaca di Cagliari, pagina 14, perché ieri si è insediata la nuova giunta di Massimo Zedda, perché a differenza di quanto successo ad esempio a Sassari e ad Alghero, dove la giunta si è insediata senza grossi problemi, a Cagliari ci sono state delle difficoltà, non tanto per quanto riguarda i nomi nella giunta, ma quanto nella votazione del presidente del consiglio comunale, che alla fine è stato Marco Benucci del Partito Democratico, che era anche tra i consiglieri che ha ricevuto più preferenze
inserirsi all'interno della coalizione vincente. Ecco, proprio questo tema, quello della scelta del nome, era ancora in ballo al momento in cui si è entrato all'interno dell'aula. Infatti sino a poche ore prima c'erano due nomi in ballo, quello di Benucci appunto e quello del consigliere dei progressisti Matteo Massa, che aveva ricevuto più voti all'interno del partito progressista. Ecco, questa scelta tra questi due nomi ha fatto sì che l'interruzione inizialmente di 5 minuti, che era stata annunciata durante il consiglio comunale, durasse quasi 2 ore, un tempo enorme se si pensa che appunto doveva essere un voto quasi di prassi per cercare di dirimere gli equilibri all'interno della maggioranza. Difficile in questo momento parlare già di spaccatura, anche perché al momento la giunta appena insediata rispecchia quello che era la volontà del sindaco, che al terzo mandato ha cercato di trovare un equilibrio tra le sue nomine e quelle che erano appunto volontà anche dei partiti che l'avevano appoggiato durante la campagna elettorale. Dopo l'interruzione l'opposizione ovviamente si è lamentata del fatto che era stato prima annunciato un blocco di 5 minuti dei lavori che poi si è protratto sino all'ora di cena, ma al momento del voto sono stati 33 i voti a favore di Benucci con un solo astenuto. Se ci saranno quindi polemiche che seguiranno a questa nomina, soprattutto all'interno dei progressisti che in questo momento esprimono anche il sindaco, si saprà nelle prossime ore, ma quello che sembra è che si sia trattato soltanto di una gran brutta figura sicuramente da parte della maggioranza, che non si è presentata coesa e organizzata in vista di un appuntamento comunque così importante come quello dell'insediamento del consiglio comunale. E questa è l'ultima notizia anche per oggi. L'appuntamento è per domani, sempre a partire dalle ore 8. Se volete questa e le altre puntate potete recuperarle sul canale YouTube e Spotify di Tok Tok Sardegna. Da parte mia e da parte di tutta la nostra redazione va l'augurio di una buona giornata. Ciao, a domani. Tok Tok Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro d'insieme è un podcast prodotto da Tok Tok Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna. La proposta del CEO di Ryanair